la tattica non si sa quando c'è. Voi non potete sapere se c'è una tattica in una posizione oppure no. Non potete sapere se potete guadagnare un pezzo o se c'è un matto in 3. Potete saperlo sui libri. Ed è il motivo per cui a me non piacciono molti libri di tattica, perché vi dicono trova il matto in 3, e però la parte del fatto che tu non sai in partita se c'è il matto in 3 viene trascurata, ma è la parte più importante, perché se tu non sai che c'è il matto in 3 e tu la combinazione non la trovi così come la troveresti sul libro. Quindi bisogna stare molto attenti a questa cosa qui. La tattica voi non sapete quando c'è, e in questo corso vedremo come cercare di capire probabilmente dove ci sarà, in modo tale che voi lì possiate andare ad analizzare. Però appunto è molto importante questa cosa, perché molti la danno per scontata. Non è scontata, non è scontato, perché in una partita di 60 mosse voi non potete a ciascuna delle 60 mosse mettervi a calcolare, se no non ve la cavate più. Quindi è fondamentale appunto che voi ragioniate per quanto riguarda una posizione sulla base del fatto che ci sia una tattica oppure no. Quindi dovete prima capire se c'è e poi, se c'è, trovarla, non viceversa. Non dovete prima cercarla e poi capire se c'è, perché sennò perdete tantissimo tempo.